Vai, schiacciate? Sì. Ok. Allora, buonasera a tutti. Non so da quanto tempo volevo esprimere il mio benvenuto in questa sede. Quindi benvenuti a tutti voi, benvenuti ai soci che ci sostengono e rendono possibile il nostro lavoro, le nostre battaglie, agli amici che sono presenti e che partecipano alle iniziative incoraggiandoci nella direzione intrapresa da sempre del confronto di idee e dell'interazione tra competenze, professionalità e discipline diverse per un fine comune. Ringrazio i consiglieri della nostra sezione, tutti indistintamente hanno partecipato alla realizzazione di questo evento, che è stato possibile grazie al lavoro che ognuno ha fatto a modo suo, con il suo tempo, con le proprie competenze, con la propria passione. E tutti volontari, perché come una volta ci ha definito Brandi, Cesare Brandi, perché Italia Nostra non si reclamizza, è un'opera affidata agli uomini di buona volontà e le donne, direi, soprattutto che hanno reso possibile il fatto di trovarci qua tutti insieme in questa sede. La sede che è stato frutto di una donazione dell'architetto Renato Paduani, che non dimenticheremo mai di ringraziare e di ricordare in ogni nostra iniziativa, perché il suo incoraggiamento che proseguirà grazie alla sua generosità, ma soprattutto grazie al fatto che credeva profondamente nelle nostre azioni, nelle nostre intuizioni, nei nostri fini, come sezione e come associazione nazionale. E il mio sarà un lungo elenco di ringraziamenti, quindi abbiate pazienza, ma ci vogliono, questa è l'occasione per farlo. E quindi intendo anche ringraziare tutti coloro che ci aiutano in vario modo anche dall'esterno, i nostri consulenti, il dottor Virgoletto, gli avvocati Mantovani, Falon e Donati, senza il cui appoggio e professionalità non potremo condurre tante battaglie e tante azioni. I consiglieri comunali qui presenti, che sono un riferimento imprescindibile e indispensabile per avere una visione complessiva e realistica della situazione. E un saluto anche a coloro che ci seguono con pazienza in streaming, perché apprezzino il nostro sforzo di adeguarci anche ai tempi, alla situazione che purtroppo non ci permette di stare così insieme e più di tanto, anche per l'inizio di una sede che è ben ampia ma non a sufficienza da contenere tutte le persone che vorremmo avere qui con noi. E ringrazio anche Marco Zigliotto, senza il quale tutto questo non sarebbe possibile, che si è offerto e ci dà una mano nel realizzare anche questa diretta streaming. E vi dico anche che stiamo facendo comunque una registrazione, la registrazione verrà messa sul canale YouTube e trasmessa anche in differita, insomma registrata. E ringrazio per questo Manuela Pedalin, la nostra consigliere. E un grazie speciale a chi si è occupato della sede, in particolare Cristina Rumieri, Elena 40 e tutti i consiglieri che materialmente sono stati qua a mettere in piedi e a permettere questo evento. E arriviamo ai nostri ospiti, che ringrazio sinceramente per aver accettato il nostro invito a presentare il libro della professoressa Somma in particolare il professor Andrea Montani, ordinario di filologia classica dell'Università Cattolica di Venezia, di Contantucci, primo della Nuova Venezia, e di articoli che riguardano in generale molto spesso il patrimonio culturale della nostra città. Maria Pia Guermandi, archeologa responsabile dell'Osservatorio dei Beni Istituti Culturali della Regione Emilia-Romagna, autrice di numerosi contributi di ricerca, di pubblicazioni su beni culturali, ma soprattutto ringrazio la nostra ospite, la professoressa Paola Somma. Urbanista, già professore di urbanistica all'Università di Venezia,
Autrice di diversi contributi sulla realtà radunale, ha pubblicato con la Corte dei Conti del Conte Book and Crown, 20 anni di mecenatismo e imburimenti, Laguna, terra di conquista, Mercanti in fiera, oltre a pubblicazioni e ricerche indipendenti su rapporti tra democrazia e misure di territorio. Oggi qui presentiamo il suo ultimo volume, Privati di Venezia, la città di tutti per il profitto di pochi. Prima pubblicazione della nuova collana Antipatrimonio, diretta da Tommaso Montanari e da Maria De Romani di Castelletti. Una collana che esprime il punto di vista di coloro che viaggiano controcorrente e che intendono il patrimonio non come un giacimento a cui attingere o come patrimonio da valorizzare dal punto di vista economico, ma che esprimono una lettura antitetica rispetto al pensiero dominante che spesso utilizza il lessico impropriamente per generare attenzione mediatica effimera, se non fuorviante. Il testo, che denuncia la progressiva sottrazione di spazi collettivi attraverso la privatizzazione, fenomeno ormai che affonda le radici negli anni 70, quando si cominciarono ad adottare le pratiche di sostituzione sociale in virtù della valorizzazione economica delle città storiche, alimentate e sospinte dall'inarrestabile e inesorabile industria turistica. Venezia, in forza delle leggi speciali, sarà un modello paradigmatico di questi spieghi. L'Italia nostra ritrova in questo lucido resoconto della prosa convincente, diretta, il filo conduttore delle proprie battaglie. L'azione di informare e gettare luce sulle ombre che ovalizzano i contorni di operazioni che non hanno una visione per la città e per i suoi abitanti, ma nascondono fili opportunistici, le strategie di investimento di pochi soggetti interessati al guadagno immediato. E anche gettano luce sul significato delle parole, dei termini usati e abusati spesso, come valorizzazione, restituzione, riqualificazione, che in realtà hanno ben poco a che vedere con il reale significato dei termini, che sono stati anche una conquista della nostra cultura, della conservazione e della tutela. Oggi vengono invece spesso utilizzati nel modo in cui improprio. E noi come associazione ci batteremo per contrastare le alienazioni dei beni pubblici, di luoghi strategici per la collettività che sono lasciati all'incuria e poi vengono affidati al privato che singolarmente o in serie sopraggiunge per sopperire alla negligenza di necessità, facendosi carico di restituire, parola anche spesso mal utilizzata, con il proprio apporto economico il bene che altrimenti soccomberebbe. Il risultato di questa ipotesi miope politica da parte delle amministrazioni sotto gli occhi di tutti, un patrimonio che sebbene restituito la sua integrità materiale è invece sottratto alla fruibilità pubblica. E non ci stancheremo di denunciare questa spoliazione, non di blocchi marmorei, ma di funzioni utili alla residenza, ai cittadini, alle future generazioni, perché si faccia strada un'idea alternativa di città non relegata a quinta scenica, non vetrina che la sera spegne le luci a tutti i battenti, svuotata della vita dei suoi abitanti dispersi e ridotti al pendolarismo. Bisogna che occasioni come queste riaprano il dibattito, che si riparli di alternative possibili, che si cerchino soluzioni per invertire una tendenza che il libro di Paola Somma delinea come un gessetto che disegna una progressiva tendenza al limite inferiore di un asse. Ma lascio a questo punto la parola ai nostri interlocutori, ai nostri ospiti, perché parli di libro sicuramente in modo più esteso e applicato di quanto possa fare io e che ci induca ad una riflessione collettiva sia sul ruolo che un'associazione può avere in questo contesto, sia quanto le parole, i contenuti, i fatti, i dati siano importanti per condurre una discussione aperta, una discussione fondata sulla realtà dei fatti e che apra nuove prospettive di conservazione, di tutela e di benessere, perché alla fine è di questo che si parla, di benessere degli abitanti, dei cittadini e delle persone che di questo patrimonio fruiscono a tutti i livelli, locali, nazionali, internazionali, e che ci vede quindi impegnati su un fronte comune per la difesa di questo patrimonio. Lascio la parola a Lidia Perso, vicepresidente della nostra sezione, che modererà questo incontro, e lascio a lei appunto
compito di gestire. Posso solo che chi parla ti possono anche fuori della maschera. Allora io mi allontano perché sennò loro stanno troppo strette in modo che possano anche abbassare la la... persona che guarda. Scusate, aprite una finestra un po' di più là in fondo. Sì. dai. Parla senza mascherina, chi parla può sì, stare dai. senza mascherina. Sì, lo so che ero un po' troppo vicina, Eravamo forse troppo vicini. troppo vicina, quindi adesso loro si possono allargare e si abbassare Lei la si sposti su quel posto dietro? Allora. Si sposti più dietro di Proviamo, mi tolgo la mascherina allora. E passo subito alla parola a perché noi presentiamo un libro, ma presentiamo anche una collana che credo ci terrà compagnia per molti anni, speriamo. E vorrei che ci spiegasse la scelta di questo titolo, Antipatrimonio, che in realtà antipatrimonio sembra qualcosa di opposto, in realtà è proprio quello che noi, come voi intendete patrimonio, è proprio come lo intendiamo noi. Perché antipatrimonio? Sì, è esattamente questo. Innanzitutto, permettimi prima di tutto, prima di iniziare, di ringraziare Italia Nostra per questa occasione che ci ha fornito. D'altro canto io credo che un libro come quello di Paola fosse quasi inevitabile presentarlo in questa sede, vista consonanza delle battaglie e di quello che è dell'analisi che è espressa nel libro. Però davvero grazie, siamo molto contenti. Privati di Venezia appunto è il primo di questa collana. Antipatrimonio, quindi esprime fin dal titolo questa vocazione all'opposizione. Noi li abbiamo chiamati una collana di libri resistenti, combattenti rispetto a che cosa? Rispetto a una concezione di patrimonio mainstream, che è quella che si esprime ed è sempre più diffusa su tutti i media, si incardina anche nelle politiche del Ministero della Cultura, in quelle della grande maggioranza delle amministrazioni pubbliche, regioni, comuni, trasversalmente intesi dal punto di vista politico-ideologico, insomma non c'è grande differenza da questo punto di vista, che si esprime ad esempio in concetti come il patrimonio è l'asset dello sviluppo, il volano dell'economia, che sono sempre queste frasi fatte che ricorrono ripetutamente e alle quali antipatrimonio si oppone appunto. Esprimono che cosa di fatto? Una concezione, il patrimonio come petrolio, no? Negli anni '80, una concezione privatistica del patrimonio culturale. È iniziata alcuni decenni fa, lo sappiamo, e coinvolge non solo il patrimonio culturale, ma, ed è molto chiaro nel libro di Paola, ad esempio, l'urbanistica e l'insieme del bene comune pubblico, di cui il patrimonio culturale però è un elemento così importante e che ci riguarda proprio da vicino. Ecco, un altro elemento che Antipatrimonio vuole sottolineare è come appunto il patrimonio culturale è un bene di tutti che riguarda il nostro vivere quotidiano, anche il nostro modo di vivere le nostre città, la qualità della vita urbana, il libero accesso alle fonti di conoscenza critica, perché il patrimonio culturale è questo e quindi in definitiva ha un corretto esercizio della democrazia, perché avere le fonti, un libero accesso alle fonti è esattamente questo. Sono temi di grande importanza e però ultimamente appunto il pensiero quasi unico è tutto imperniato sulle retoriche della grande bellezza del paese più bello del mondo, con il numero di siti UNESCO più numeroso del mondo, l'abbiamo visto anche recentissimamente
nei G20, quello di poche settimane fa a Roma, quello della cultura a luglio sempre a Roma. Ecco, lì il patrimonio culturale viene usato strumentalmente come palcoscenico del potere. Non so se vi ricordate quella tavolata che sembrava la parodia di Invito a cena con delitto dentro il Colosseo, per non parlare poi della cena della Mognetina alla Fontana di Trevi. Ecco, anche da questo punto di vista credo che Venezia sia stata un teatro privilegiato, no? Nell'uso strumentale del patrimonio come palcoscenico del potere. Il patrimonio culturale non è solo questo, è qualcos'altro. I volumi della collana vogliono sottolineare un uso diverso, che esiste un'altra possibilità e altri concetti di patrimonio, che non è solo un insieme di oggetti, quadri, monumenti, eventi del passato, ma è il significato che diamo noi nel presente a questi oggetti, siti e monumenti, e è l'espressione dei bisogni, delle esigenze, delle idee di oggi, di noi uomini contemporanei, è ciò che ci aiuta a restituire senso al nostro presente di oggi, quindi profondamente contemporaneo, profondamente politico, perché è una questione di scelte, e spesso anche conflittuale, e lo vediamo anche attraverso quello che ci racconta Paola, perché è frutto di lotte anche molto feroci. Ecco, il libro di Paola, che come ripeto, che gioca nel titolo, oltre a riprendere un volume di Tommaso Montanari, il curatore della collana, gioca su questa ambivalenza dei privati come partecipi del passato e aggettivo sostantivato. È a sua volta, oltre ad essere il primo della collana, è il primo anche di una sottocollana, nel senso che assieme a Privati e dopo Privati di Venezia ci sarà anche Privati di Firenze, Privati di Milano, Privati di Napoli, perché questi stessi fenomeni che Paola denuncia in Privati di Venezia e per i quali, ce lo dicevamo prima, Venezia è davvero stata il laboratorio, almeno in ambito nazionale, sono poi gli stessi che ritroviamo in tante altre nostre città. La nostra intenzione è quella in qualche misura di dare la sveglia, di contribuire perlomeno in questa direzione a dare la sveglia e a ricordare che c'è un'altra idea del patrimonio e che le leggi, per quanto infragilite, per quanto indebolite da anni di privatizzazione, appunto, in questo ci possono aiutare. Il secondo volume della collana, il Codice Maimonide, racconta di fatti una storia di questo tipo. È questo prezioso codice medievale di questo grandissimo pensatore ebraico, Maimonide, che rischia, a un certo punto ha rischiato, nonostante fosse tutelato dal codice, ha rischiato di essere venduto a un collezionista straniero, e solo grazie alle battaglie di due funzionari del ministero questa svendita e quindi questa perdita di un patrimonio che è anche nostro, di un patrimonio pubblico, è stata evitata e il codice è stato acquisito dallo Stato. Quindi una storia a lieto fine in questo caso. Questi due funzionari hanno usato le leggi del codice, le leggi che ci sono, perché ricordiamocelo, molto spesso questi fenomeni che sottolinea così bene Paola di svendita e privatizzazione sono però anche, come dire, borderline da un punto di vista normativo, legislativo.
sicuramente rispetto al codice dei beni culturali, per non parlare poi della nostra carta costituzionale. Quindi su quello possiamo fare leva. Certo, sono strumenti che, come dicevo prima, sono stati resi fragili, c'è stata una loro minuzia nel tempo, e che però possono contare da anni a questa parte su un movimento dal basso. L'Italia Nostra qui può raccontare moltissimo di queste lotte, di queste battaglie, che è importantissimo. Quello che si può fare per evitare la deriva, la fine, la svendita completa del patrimonio è complicato, credo che ne parleremo, perché molto si potrà dire a partire dal caso di Venezia, che è forse come dire, il caso peggiore, quello al limite della salvezza, e che però almeno può funzionare come esempio per non ripercorrere la stessa strada. Non so se Venezia come città vera e propria abbia ancora un futuro e di che tipo. Se abbiamo voluto una collana di libri, è anche, come spesso ci ripetiamo con Tommaso, perché in fondo siamo ottimisti e crediamo che si possa fare ancora qualcosa. Noi ci proviamo anche così, insomma, anche diffondendo quelle che sono idee non mainstream, di un concetto di patrimonio diverso da quello più diffuso e più comune, e che ritroviamo poi su tutti i media, e ahimè spesso anche in ambienti accademici a volte, insomma. Perché tutti hanno le loro colpe. Prima citavo peraltro lo stesso Ministero della Cultura, che non sempre è a fianco di certe battaglie. Il terzo libro della collana, dopo Privati di Venezia, dopo il Codice Maimonide, è questo volume dedicato alla decolonizzazione del patrimonio. Ecco, un fenomeno in questo caso che sembra così lontano da noi, no? Che dovrebbe riguardare, non so, gli inglesi, il British Museum, cose di questo tipo. In realtà non è esattamente così. Decolonizzare il patrimonio significa anche capire che esiste un concetto di patrimonio che non è solo quello dell'UNESCO, che è portato avanti da altri popoli, da altre tradizioni, che magari è più inclusivo, e riflettere anche su questo, sulla nostra pretesa superiorità, che forse non è tale. Ecco. Io non rubo più altro tempo, poi ovviamente mi riservo di intervenire in quello che è stato la nostra bellissima prima creatura, Privati di Venezia. Benissimo. Allora, cosa dire di quello che hai detto tu? È una ben magra consolazione sapere di essere un esempio in negativo per le altre città, perché non percorrono la nostra stessa strada. E tra parentesi, le altre città poi hanno una comunità alle spalle, mentre noi, se perdiamo quello che definiscono il centro storico, che è Venezia, siamo fritti. E purtroppo credo che il futuro sarà molto difficile per noi. Ma questo libro di Paola, secondo noi, non è solo importante perché ha inanellato tutti gli esempi sistematicamente, ma perché lei ha sempre avuto quello che a me forse mancava all'inizio, 20-30 anni fa, una visione chiarissima del fatto che c'è un programma in tutto ciò. E noi dicevamo, ma non c'è un'idea di città, non c'è un progetto. E lei diceva, no, c'è, ma non è il nostro. E questo lo diceva tanti anni fa, lei è stata proprio la prima a vedere chiaro.
E questo libro lo testimonia proprio nella sua scarna parola, che fa ancora più male. Allora noi abbiamo pensato che siccome siamo riuniti qui tutti insieme, noi siamo sempre tutti molto partecipi di questa tragica vicenda di Venezia, possiamo pensare di fare anche un colloquio con Paola Somma e con i nostri relatori, piuttosto che una relazione, coinvolgendo anche il nostro pubblico che è parte di noi, nel senso che insomma, fa parte della nostra storia e condivide le nostre stesse cose. Cominciamo da Enrico, Sì. che è più vicino a me, quindi... Sì, io un paio di cose, ma poi vorrei appunto fare il mio mestiere, cioè fare delle domande agli altri due, innanzitutto l'autrice del libro, ma anche il dottor Fontani, che è un filologo che di problemi di Venezia si occupa molto, quindi è molto vicino ai problemi della città. Niente, quello che volevo dire è innanzitutto che in questa vicenda, che è terminata molto bene, con molta chiarezza, proprio come una testimonianza nel tempo, non ci sono dei buoni, non ci sono dei cattivi dal punto di vista dei decisori del tempo. Cioè c'è una continuità amministrativa che per 40 anni ha portato alla situazione attuale. E mi limito a citare solo due cose, proprio per dare il senso di questa cosa. Cioè, che il provvedimento che ha fatto sì che nascessero i negozi a €1, insomma ci fosse il progressivo sfruttamento commerciale di strati degli artigiani, è la legge sulla liberalizzazione del commercio, che è la legge Bersani. E il primo provvedimento significativo che ha dato il là alla proliferazione alberghiera, la trasformazione della città in senso turistico, è stata la variante al piano regolatore che ha consentito razionamenti interni, cambi di destinazione d'uso, che ha fatto le vite commerciali. Questo non per dare delle colpe, ma per dire che è un processo che è iniziato tanto tempo fa e è proseguito assolutamente in modo lineare nel tempo, indipendentemente dal colore della giunta regionalistica. E volevo poi leggere semplicemente questo passo perché secondo me è molto significativo, è quello che praticamente illustra proprio la concezione, l'idea di disegno, diciamo, no? E scrive l'autrice, no? Il processo è iniziato 40 anni fa, quando i neoliberisti decisero che le città valevano troppo per essere lasciate dalle comunità che vi abitavano a lavorare e che bisognava trasformarle in occasioni di investimento. Da allora la riconversione dei luoghi turistici, giacimenti d'arte, in fabbriche di velivoli, in condensatori di reni termobiliari, ha proceduto parallelamente su tre fronti. Alterazione irreversibile del tessuto demografico in termini quantitativi e soprattutto qualitativi, interventi sulla struttura fisica per facilitare l'arrivo e il soggiorno di qualità sempre crescenti di turisti, modifica del ruolo dello Stato che a tutti i livelli di governo è diventato l'esecutore delle direttive del mercato. Un teorema che si applica perfettamente a Venezia. Allora ecco, detto questo, senza dilungarmi oltre in cose che il libro già illustra e spiega molto chiaramente, anche perché, come la professoressa Somma spiega, è basato proprio su un'attenta lettura proprio dei fatti di cronaca relativi alle trasformazioni in senso privatistico della città, ricavate in larga parte dei giornali, quindi mettendo insieme tutte queste cose e facendone uscire un quadro complessivo. Ecco, io quello che volevo chiederle era questo. Il quadro che esce è un quadro sconfortante ed è un quadro anche in qualche modo, come posso dire, che non lascia molti margini alla speranza, nel senso che sembra un sistema talmente radicato, talmente diffuso, talmente incardinato, a fronte di una comunità di residenti sempre più piccola e sempre meno ascoltata, che
il futuro sembra segnato. Ecco, questa è l'impressione che almeno io personalmente ho colto, leggendo con grande interesse questo libro. Vorrei capire se è così, perché lei di questo in realtà il libro non parla di questo, il libro parla di quello che è avvenuto in questi 40 anni, ma non dà ricette per il futuro o, come posso dire, degli anticorpi possibili alla modifica della situazione. Vorrei che, ecco, sentirla su questo. La domanda più difficile è quella che temevo di avermi fatto. Intanto grazie per l'ospitalità in Italia Nostra, grazie a Mario Pia e Tommaso che mi hanno dato questa meravigliosa opportunità di mettere ordine in idee confuse che circolano da tanto tempo e che finalmente, anche grazie al lockdown, abbiamo avuto modo di mettere tutte in ordine sulla carta. Il pezzo che Enrico Carducci ha citato è vero, è la mia chiave di lettura. Io non credo che ci sia un disegno, nel senso che 10 persone si sono messe a un tavolo e hanno detto pigliamo questo, pigliamo quello. Però usando la situazione generale, perché il fatto che le città siano diventate dei territori di conquista non riguarda solo Venezia, riguarda tutte le città del mondo in maniera diversa. Noi ci ricordiamo gli slogan sulle città competitive, ognuna deve fare guerra alle altre per rubarsi investitori e accalappiare i maggiori numeri di turisti. È chiaro che entrati in quella logica di concezione di amministrazione della città, Venezia si trovava favorita, perché dal punto di vista delle ricchezze da mettere sul mercato sicuramente aveva un patrimonio non confrontabile con quello di molte altre realtà, e nello stesso periodo cominciavano ad arrivare giganteschi stanziamenti statali in città che sarebbero stati usati per 1000 ragioni. E poi c'è stata una serie di concause, dall'elezione diretta del sindaco e quindi amministrazioni controllate da persone non elette dai cittadini ma facenti parte della squadra del sindaco, il debito pubblico e le imposizioni ai comuni di mettere sul mercato i loro patrimoni. C'è stato un intreccio di circostanze internazionali, nazionali e locali. E a livello locale dice bene Carducci, io non ho mai nominato un partito politico, non compare mai l'appartenenza dei vari sindaci e assessori, perché è irrilevante secondo me. È come fosse un partito unico, che poi faccia capo a cordate di investitori diversi è un'altra questione, però con pochissime sfumature condividono lo stesso disegno, che la città serve a quello, che i cittadini sono un fastidio per i turisti e per i figli amministra e tutte le cose che tutti noi sappiamo. Quindi secondo me l'appartenenza politica è una scelta, ma mi trovo giusto averla fatta perché distorce i ragionamenti, se pensiamo. E quanto alle eventuali speranze, come ha detto Maria Pia, siamo tutti ottimisti, perché altrimenti non avremmo nemmeno fatto la fatica di provare a spiegare agli altri quello che ci sembrava fosse un quadro meritevole di essere discusso. Però non siamo neanche così sciocchi da non capire che le nostre forze sono molto modeste, confrontate con quelle di chi gioca dall'altra parte. Allora, per riprendersi un patrimonio pubblico, detto molto rozzamente, non possiamo ricomprarcelo a valore di mercato, visto che gliel'abbiamo regalato. Dovremmo avere un movimento, una reazione generale da parte di chi è stato derubato di questo patrimonio, di cui faccio fatica a cogliere i sintomi in città, perché c'è una parte di abitanti probabilmente ormai così desolata che
che nemmeno ritiene possibile che si possa invertire la tendenza, e una parte che invece si è tagliata una sua nicchia, senza giudizi morali in questo, ma una nicchia anche di sopravvivenza di questo fenomeno, in cui non ci sono buoni cattivi, c'è il denaro, la terra e il diritto a stare nei giochi. Allora, nel momento in cui si decide che in alcuni luoghi pregevoli può stare solo il turista medio-alto spendente, come lo definiscono alcuni nostri amministratori, è chiaro che tutto il resto si può fare. Allora, secondo me la chiave è questa, è veramente come un libro giallo di un romanzo criminale. Quello che conta è capire che se un metro quadro tolto al bambino che gioca a pallone e dato al barista che non paga le tasse, mi paghi di più, e io non voglio il barista che paga le tasse, perché non conta. Allora, l'unica soluzione è veramente una legge basata su un unico articolo. Gli evasori non votano. Allora cominceremo a fare il minimo di chiarezza in questi problemi, perché pensare che basti solo raccontare come è andata per cambiare questo fenomeno, io francamente credo che sia molto difficile. Il che non toglie che bisogna farlo, perché se non chi di noi ha il tempo, la capacità, l'opportunità di ricostruire alcune vicende, ha anche il dovere di raccontarlo e di esporlo alla pubblica discussione. L'interpretazione di quei fatti può essere diversa dalla mia, ma quei fatti no, perché tra l'altro c'è uno dei più citati in nota, perché io ho approfittato, adesso che si riesce a accedere agli archivi anche da casa, ogni volta che trovavo una vicenda che mi interessava, andavo a compilare e usavo le parole dette dai protagonisti di queste vicende, ma smentite, e cercando di evitare i miei commenti, non perché non mi abbia, ma perché mi sembrano poco interessanti per la vicenda. È un libro che è arrivato con le pagine, ma è stato anche molto ripulito, perché nella versione iniziale i commenti ogni tanto però mi sembra così, una chiacchiera fra di noi si possono fare i commenti, ma nel momento in cui va preso pubblico e ha l'intenzione di servire anche ad altre città, è molto meglio che non ci siano i nostri commenti, ci sono dei fatti. Ed è vero che io spero che serva alle altre città, anche se temo che in alcune altre città il modello di Venezia sia considerato un modello di sfida, perché pensate ai borghi o quelli di turisti venuti da noi, perfino Taranto, non volete le navi, fateli venire da noi. Cioè, la disperazione sociale di questo paese è per cui il modello di Venezia, dove sembra che ci stiano arrivando, purtroppo sembra non auspicabile, ma non un'alternativa. Detto questo, siamo ottimisti e riteniamo che vadano spiegate le cose e speriamo che proceda, perché no, proceda nel senso che siamo ottimisti. Questo libro è stato chiuso in giugno. Da giugno adesso, secondo me, il quadro è peggiorato rispetto alla capitolazione. E mi auguro che si possa. Io certamente non farò un secondo capitolo, però c'è materiale. C'è materiale, perché la ripartenza cosiddetta è proprio quella. Ad ogni economia dello shopping, parla ad ogni crisi i padroni reagiscono rubandoci qualcosa. E quindi lo spazio pubblico sarà la prima vittima, e lo vediamo. La privatizzazione dei servizi pubblici, quello sta succedendo sui trasporti, il degrado manipolato per ottenere altre cose,
Santa Margherita e la cittadella che era movida alla marittima, che poi significa. L'ospedale al mare. E l'ospedale, quello c'era già però. Queste sono le motivazioni per cui la pubblica amministrazione giustifica queste cose. L'anno scorso, per tenere le scuole chiuse, il sindaco diceva che bisognava tenere chiuse per dare qualche mese di respiro ai paristi, che sennò sarebbero morti sul lastrico, e adesso ci spiega che bisogna essere indulgenti con la movida perché i giovani sono stati chiusi in casa tanto tempo e bisogna pure che facciano qualcosa. Allora, rispetto a questo siamo ottimisti, però anche c'è un piano, chiediamoci, pensano di avere un piano, l'altra squadra ha un piano? Secondo me sì. L'altra no, noi speriamo che vada meglio. Ecco, spontaneamente le cose non vanno meglio perché gli interessi in gioco che travalicano il locale, i fondi di investimento che sono padroni, cioè, chissà a chi appartiene Venezia. Ma io quello mi piacerebbe avere un quadro catastale con proprietà, perché ci raccontiamo da chi appartengono i bed and breakfast, a chi appartengono l'affitto, i fondi di investimento che hanno gli alberghi, ma un quadro realistico di chi sono i padroni forse ci aiuterebbe a capire anche se ci sono margini. Scusatemi. Volevo fare un presignote, nel senso che poi naturalmente non sono dettagli proprio, ma nel libro proprio, e l'avrà sicuramente notato, no? La professoressa Somma è anche molto, molto dura nei confronti dell'università. Dice che in sostanza, molto dura nei confronti dell'università, dice che in sostanza dell'università sono stati dei testimoni di questo processo e non degli attori, cioè non hanno segnalato, denunciato. No, alcuni non nel senso che dice ecco, volevo sentire su questo e anche su una cosa che potrebbe dare adito a una seconda puntata del libro, cioè il ruolo delle istituzioni, cioè qui non ci sono, no? Nel senso che la miria delle istituzioni pubbliche, ma soprattutto private, che ormai operano e arrivano a Venezia con logiche e finalità diverse, come si inseriscono in questo processo? Allora, molte grazie. Io ho poco da dire perché sono sicuramente meno competenti di tutti. Io devo dire che nell'ultimo anno mi è capitato più volte di andare per ragioni personali a Saccafisola, tutte le volte che sbarcavo mi dice quanto durerà, no? Quanto durerà questo angolino qua. Io credo una cosa, un autore che studio per lavoro che si chiama Demostene, a un certo punto nel IV secolo a.C. Scrisse un certo numero di orazioni che vengono state giudicate nella storia in maniera molto varia perché si opponeva alla invasione di Macedoni. Come sapete tutti è stata una sfida totalmente perdente, però diceva queste orazioni molto belle perché era un grande oratore, metteva in guardia gli ateniesi dal fatto che se si perdeva la piazzaforte di Olinto, che magari era apparentemente secondaria, poi quello là scalava, poi dopo Filippo II sarebbe calato, e se iniziamo a rinunciare a questo e a quell'altro, poi prima o poi sarebbe successo quello che infatti poi è successo. Chiaramente Demostene ha perso, Demostene è stato sul lato sbagliato della storia perché la storia ha preso un'altra strada, però devo dire ha fatto la sua battaglia ed è diventato uno dei problemi della lotta per la libertà. Allora, secondo me la partita è esattamente questa, dove vogliamo metterci noi in questo momento? Perché io credo che la battaglia sia sostanzialmente persa, almeno di coinvolgimenti particolarmente inattesi, però bisogna vedere almeno se uno combatte con un minimo di dignità. Cioè, io credo che veramente questo sia il punto. Allora, vengo anche alla domanda che mi è stata rivolta. Questo libro è un libro che immagino tutti voi l'avete letto, ma insomma è interessante per la geometria con la quale analizza le varie, geometria topografica, è una categorizzazione
delle varie parti, c'è una parte poi sulla parte finale, su casi di studio particolarmente rilevanti come Rialto, come l'Arsenale, come Piazza San Marco. Ci sono altri casi che sono invece appunto il modo, le modalità, no, della penetrazione di quei dati, in che modo quei dati si sono, quindi categorie di intervento, modalità di intervento che hanno agito in diverse parti della città storica e della laguna in generale. Ora, questa pervasività di questo disegno, che come diceva giustamente Paolo, non è un disegno fatto a tavolino, si vede molto bene nel modo in cui è scelto di affrontare, cioè negli articoli di giornale. Perché le dichiarazioni parlano da sole, parlano non solo di quello che è avvenuto, non solo nel senso che danno conto di che cosa è avvenuto e di come hanno reagito i protagonisti, ma anche di qual era il sentire comune che ha accompagnato questi eventi. E questo è interessantissimo il libro perché fa vedere come il sentire comune si è modificato molto rapidamente, devo dire molto rapidamente in maniera assolutamente supina, si è modificato nella direzione che Paolo aveva presagito a suo tempo e che i più pessimisti all'epoca presagivano, che si è poi inverata nella situazione che oggi vediamo. Cioè la retorica pubblica non è solamente la retorica degli attori, è la retorica pubblica, la retorica dei giornali, la retorica delle case editrici. Allora, diciamo le cose come stanno, cioè nel senso che se a un certo punto la casa editrice Marsilio ha deciso di scrivere pubblicare una marea di libri da privatizzare Venezia in pochi, che sono stati l'archetrave ideologica di quello che è avvenuto, e la casa editrice Marsilio è ancora lì, non è che abbia cambiato posizione, lei è la principale editrice della città. Allora lì, da Demostene, io dico, andiamo a collaborare con la casa editrice Marsilio oppure no? Cioè qua bisogna scegliere le cose, non ci sono compromessi. La Fondazione Benetton ha, una vecchia conoscenza di Paola, e la Fondazione Benetton ha avuto un ruolo in questa città? Direi di sì, direi per varie ragioni, se non c'è bisogno di argomentare, ne abbiamo qua Allora, la Fondazione Benetton, possiamo lavorarci assieme e fare i direttori delle pezzi della Fondazione oppure no? Io direi di no, mi dispiace dirlo qua dentro, mi dispiace molto dirlo qua dentro, ma direi di no. Possiamo, e questo mi vuole particolarmente perché è una persona alla quale tengo tantissimo, possiamo contemporaneamente scrivere il più importante libro sulla worldwide, sul declino di Venezia e essere al libro paga della Fondazione Praga? Domanda, possiamo farlo? Allora mi dispiace porre questi interrogativi perché io credo che, come diceva Demostene, la battaglia sia per la vita, cioè nel senso non è che stiamo giocando, siamo proprio per la vita o per la morte. L'Accademia, da questo punto di vista, non a caso evoco accademici, l'Accademia, da questo punto di vista, è una cartina di tornasole perfetta. Io siedo nel Senato accademico da 4 anni di Università Ca' Foscari e quindi ho potuto vedere un certo numero di cose che inevitabilmente ancora devono passare. State tranquilli, nel consiglio di amministrazione non ci sono più persone elette, quindi io sono stato eletto da un gruppo di facinorosi che ancora sussiste all'interno dell'università. Nel consiglio di amministrazione non c'è pericolo perché vengono nominati, anche i docenti e i docenti vengono nominati, quindi là ci va solamente chi vuole il potere. Quindi le decisioni vere vengono per il consiglio di amministrazione, è stata completamente già espropriata la democrazia ai ruoli che veramente apicali, però esiste ancora questo senato accademico e allora bisogna sforzarsi, se chiedete penso al precedente direttore Carvalho, al precedente direttore Bughesi, vi racconterà alcuni episodi interessanti dei nostri confronti. La cosa non lo faccio una questione personale, perché la cosa che veramente colpisce è stato vedere in momenti anche davvero di grande eco mediatica, il più importante dei quali uno per tutti è l'avvocato poc'anzi, quello dell'ospedale al mare, come anche dinanzi a una macroscopica violazione di quello che dovrebbe essere il ruolo dell'università, porca miseria, stiamo creando un nuovo corso di laurea. Il nuovo corso di laurea dovrebbe avere nell'università una finalità di formazione delle menti, una finalità scientifica, didattica, quello che vuole. No, si muove il ministro, attuale sindaco di Napoli, si muove il ministro della ricerca, e il pesce puzza sempre alla testa,
per dire, guardate che adesso c'è bisogno di corsi professionalizzanti. Signori miei, il PNRR è quello che noi oggi iniziano a passare le carte in stato accademico, e sarà questo e peggio, tutto passerà tramite la collaborazione con le imprese, che ben inteso non è una cosa da dannare, ma il problema è che non è che l'università che collabora con l'impresa, ma è l'università che cerca, che corre dietro all'impresa per cercare di ottenere i suoi soldi. Questa è la realtà. Allora, in questa prospettiva, la realizzazione del programma è stata una cosa spettacolare, perché, e qui veramente chiudo, non voglio parlare a lungo, ma perché c'erano un certo numero di dipartimenti che non è che erano diventati improvvisamente bolscevichi, semplicemente non avevano partecipato abbastanza alla torta, diciamocelo francamente, si sentivano esclusi da questa torta, perché era stata presa un dipartimento, che era peraltro quello dell'ex rettore, aveva preso il posto del comando, e allora, insomma, succede che a un certo punto si crea una maggioranza contro, si capisce chiaramente durante il Senato che c'è una maggioranza contro. Se si va a votare, sicuramente viene affondato. Cosa si fa? Ovviamente non si vota, si butta tutto in casciara, si prende un mese di tempo, anche le vacanze di Natale, si mandano i panettoni, le cose, un agitamento un mese dopo, non è che è cambiato niente, cioè non è cambiato niente, semplicemente la maggioranza è cambiata. Dopodiché, qui chiudo per far capire, diciamo, il punto a cui siamo. Quando qualcuno dice ai giornali, ai giornalisti, diciamo, che vogliono sapere come è andata la votazione, non altro, come è andata la votazione, chi ha votato che cosa, perché siamo pubblici ufficiali, quando entriamo in serata accademica, non è che stiamo facendo una unica carbonara, siamo pubblici ufficiali, quindi io mi sento in diritto di dire, guardate, X ha votato questo, X ha votato quell'altro, porca miseria. Viene richiamato, ci sono richiami, cose, cioè, per cui io le scambio il libro ci anche da segreto, è segreto, stiamo facendo una convenzione dell'Università forse con Cassa Depositi e Prestiti, quindi pubblico su pubblico, questo è, per finanziare in realtà l'impresa di Club Med e di Roccoforte Hotels, perché questo è, e questa cosa non si può manco dire chi ha votato a favore e chi ha votato contro, questo è. Allora, signori miei, cioè qui bisogna, secondo me, cioè, almeno la partita è persa. Io non vedo, per come butta la cosa col PNRR, con tutte queste cose, non vedo alcuna possibile, però almeno possibilmente mantenere un minimo di dignità e di chiarezza, anche se costa, e Paola temo che questo lo abbia sperimentato molto sulla sua pelle, non essere invitati ai vernissage, non essere invitati alle serate danzanti, non essere invitati, credo, temo che Paola abbia sentito questa cosa, non essere invitati, no, ma nell'Accademia questa roba conta. Allora, io sto benissimo a vedere Report la sera a casa mia, però molti altri colleghi no, hanno bisogno di questo, hanno bisogno di fondi di ricerca supplementari che gestiscono chissà come, e via dicendo, e via dicendo. Comporta delle rinunce, sono delle rinunce ridicole, vivaddio, c'è gente che ha fatto la resistenza. Questo è il ruolo dell'università e che ci comporta moltissimo. Sempre per essere sempre stato non è che un'altra presenza fortissima a Venezia ed è la Biennale. La Biennale, ecco, sulla Biennale io è l'unico punto su cui non sono completamente d'accordo. Per fortuna. Nel senso che nel libro, giustamente, perché è un dubbio che sia così, l'autrice vede la Biennale come un ulteriore catalizzatore di presenza turistica, magari diversa, magari più qualificata, che sia aggiungibile e che quindi, come posso dire, contribuisce alla causa. Io dico che la Biennale potrebbe anche riuscire a fare qualcosa di diverso. Per esempio, questa idea di trasformare l'ASA in una specie di centro di ricerca e di produzione con il coinvolgimento delle università e la possibilità anche di portare qui degli studenti e dei docenti per ricerche mirate, ovviamente che riguardano il contemporaneo ma non solo, secondo me potrebbe non essere una cosa sbagliata, diciamo. Potrebbe avere una qualche ricaduta che non è unicamente a sostegno della monocultura turistica. Magari sarà un buco nell'acqua, però la possibilità potrebbe esserci. Ecco, io
dico che bisogna pure attaccarsi a qualcosa, se no, no. No, è verissimo questo, perché io non capisco la biblioteca di Asa e trovo che sia molto utile che funziona. Nella stessa esposizione della Biennale, uno che si va, qualcosa di interessante si trova. Allora è chiaro che c'è sempre qualcosa di positivo anche nel negativo. E quello che però a me ha colpito molto della Biennale, oltre al fatto di essere invitati a trattori turistici, però non serve, è il ruolo che ha avuto soprattutto la Biennale di Architettura nel veicolare l'idea che i progetti su Venezia, quelli più nefasti, erano positivi. Tutti i progetti dal Fontego, ma non solo, passano quelli cimitero, passano tutti per la Biennale. Tutte queste archistar che vengono, che fanno quello che non hanno fatto i geometri negli anni 70, che erano criticati adesso non si può, o sono stati direttori della Biennale, o sono stati curatori, o espongono lì, cioè c'è un circolo perverso di riconoscimento, il che non toglie che poi appunto l'archivio della Biennale sia un'istituzione notevole, meritoria, che fa, e probabilmente alcune di queste attività di ricerca con gli studenti sono potenzialmente in grado di produrre delle cose positive. Non so se però queste attività in sé positive annullano l'effetto globale negativo che ha poi invece la Biennale come istituzione. Allora mi interessava molto il ruolo dell'istituzione, perché Cotantucci già mi ha chiesto l'intervento dei privati e pubblici. Io mi sono concentrata più sulle istituzioni pubbliche, perché mi sembrava che i privati sono privati, quindi lavorano per privatizzare la città, ma i responsabili della privatizzazione di Venezia sono le istituzioni pubbliche. I privati hanno preso quello che gli viene offerto o non negato, quindi se dobbiamo distribuire le responsabilità ai vari attori, trovo più grave che il sindaco, il prefetto, il direttore dell'agenzia del demanio, il ministro della pubblica istruzione e via dicendo, lavorino per il privato e non per il pubblico, mentre il comitato privato per definizione fa i suoi interessi. Quindi, questo sì. Mi sembrava che ci fosse anche nel libro il comune è il più grande responsabile di questa vicenda, come istituzione. Siamo molto accorti in questi anni. Allora, scusa. Prego. No, dico che magari vogliamo poi anche sentire qualche Sì, infatti so che sarà provato, volevo fare una domanda da non veneziana, proprio anche per cercare di risollevare un po', no? Perché il tuo ottimismo guarderà molto poco credibile. Non parliamo qui dell'intervento dell'Accademia. Ecco, e come dire, da un lato secondo me occorrerebbe, ribadisco da Foresta, sfruttare comunque quelle poche o molte contraddizioni che comunque ci sono nel governo della cosa pubblica, perché è vero, c'è un disegno, ci sono poteri molto forti, però delle contraddizioni ci sono state, degli incidenti di percorso. Penso anche semplicemente adesso, leggendo le cronache ultimissime di questi giorni sul ritorno dell'overtourism. Allora lì è la schizofrenia più assoluta, perché da un lato ritornano i turisti e dall'altro che bello, ritornano i turisti. Per cui non capisci bene da che parte stare. Quindi forse lì ci si può incuriare in qualche modo.
l'unico strumento, l'unica arma è unire le forze. È evidente che all'interno dell'Accademia, all'interno delle varie istituzioni, l'opposizione sia minoritaria. Però forse gli alleati non sono da cercare o non sono solo da cercare all'interno dell'Accademia o all'interno delle istituzioni, ma queste forze si devono collegare tra di loro. È l'ultima chance forse che esiste, no? Sto domando. No, io volevo lasciare magari... Credo che sia molto difficile, vogliamo un po' di domande. Adesso vedo che molti vorrebbero parlare, credo che il primo che si è pronunziato è stato Stefano. Chiediamo di non parlare come il suo solito 10 ore. Mettiamo ancora nostre. No, però stiamo toccando, a me pare, il nodo del perché, per come. Perché sia le cose che vedo da Paola, ma la risposta di Tantucci era evidentemente importante. Come succedono queste scelte? Perché il problema non è quando uno legge la delibera del 78 in cui si decidono che tutti i cambi d'uso in questa città si possono fare. È che in quei 4 anni, tutte le settimane c'è uno scontro furibondo in giunta comunale e a quei tempi non si usava parlare fuori di una maggioranza, per cui Cacciari e D'Agostino avevano contro, sono carte scritte queste, non parole, tutta la maggioranza, tutti i capigruppo li avevo scritte una per una le scelte e avevano firmate tutti i capigruppo e sono andati avanti 5 anni, dal 93 al 98. Alla fine l'ha vinta D'Agostino con Cacciari, perché Cacciari ha detto se D'Agostino si dimette allora ci fermiamo. Il discorso di un attimo fa, ci fermiamo. Ma non erano 5 giorni, erano 5 anni. In 3 anni, queste cose che non si sanno perché pubblicamente non ci sono, in 3 anni, dall'88 al 90, abbiamo rifatto i piani del litorale, i piani del Lido, i piani di Pellestrina, il piano di Venezia e il piano della terraferma. Li hanno revocati tutti, e quelli come Scano, qualcuno qua sa di chi sto parlando, che hanno dato una vita, che lavoravano giorno e notte assieme a me e tutti noi, Raffaeletti e gente così, lavoravano 12 ore al giorno per portare in 3 anni quello che non si era riusciti a fare nei 15 anni precedenti, cominciato nel 75 il tentativo di diritto pubblico della città, e noi credevamo che noi eravamo la città migliore d'Italia, perché la conclusione era che l'area progressista, la Paola dice non ne fa sul problema di etichette, infatti non era un problema di etichette, perché queste svolte le ha fatte tutte un insieme di giunte di sinistra. Allora voglio solo dire che il problema fondamentale è se c'è la discussione vera nelle forze politiche, nelle istituzioni, nei giornali, nel pubblico. Io da alcuni anni non vedo nulla in questa città, non vedo una riunione pubblica vera di discussione sulle decisioni che si prendono. Ditemi se mi sbaglio, ma sto molto attento, sto molto attento. Vi dico che la discussione vera non c'è. Diventiamo pazzi in pochissimi di noi a seguire le cose, perché anche le informazioni non passano, meno che meno sono delibere pubbliche o discussioni pubbliche, ma non c'è non voglio fare nomi, ma vi do tutti i nomi, so benissimo di cosa parlo. Però voglio dire che c'è gente che si è tenuta volutamente iscritta al PD e ha chiesto in quanto iscritto più volte ufficialmente a tutte le riunioni, e le riunioni non si fanno, non si possono fare, è chiaro? Era quando tu ricordavi che all'università, so bene che in consiglio di facoltà eravamo in 13 su 300 a votare, voi che non lo sapete, e che le alleanze le facciamo fuori, ma il problema è che almeno ci fosse il confronto, la discussione. Tu hai avuto secondo me il pregio di buttarla nei limiti in cui è passata, almeno è venuta fuori quella discussione, perché se no neanche quella non veniva fuori. Allora il problema a me pare principale
è che è la formazione delle idee e la formazione del dibattito, perché io avrei giurato che in questa città non sarebbero passate mai le speculazioni di Milano, di Roma, parlo di 30 anni fa. E invece proprio a casa nostra è successo il peggio del peggio del peggio. E allora voglio dire, guardate che non sono quelle vecchie, guardate che le aree di ex gasometri, 40 anni di lavoro per avere quelle aree pubbliche, con i soldi già stanziati dalla provincia di Venezia, già fatte le delibere, i progetti, i soldi e le aree. Dall'oggi al domani un assessore di una giunta di sinistra, se volete i nomi vi do tutti, decide che quella cosa è un'altra operazione immobiliare. Tu vieni sempre il giorno che viene fuori la delibera. Ma è macinata quella cosa. È stata una guerra, ancora adesso per fortuna gli studenti e alcuni professori del Benedetti sono ancora mobilitati. Ma non è quello che emerge, è tutto quello che c'è stato dietro. Ho cominciato 5 anni fa a scrivere la verità giuridica di queste cose. Non è servito a niente. Lo mandate mica privatamente, Tutta la vita non è stato mandarle privatamente, però voglio dire che queste cose non succedono un giorno, non succedono quando Tantucci, lui per dire, fa l'articolo, perché è maturata da una settimana e qualche volta, io ho detto, in 5 anni hanno revocato tutti, ho detto tutti, il Cavallino, il Lido, Pelestrina, Venezia, tutta, e la terraferma, revocati tutti i piani. Tutti. Allora voglio dire, il problema siamo noi, cioè siamo la capacità di far discutere, di far sapere, di far dibattere, di obbligare le forze. Io non vedo, guardate che era tutto limitato, però almeno i partiti leggevano, discutevano, si confrontavano. Non esiste più neanche a norma di statuto, i nomi non me li voglio fare, ma se qualcuno li vuole io tutti, che di chi è iscritto e chiede a norma di statuto di discutere. Questo credo sia il vero. Stefano, basta adesso, grazie, abbiamo ben capito. E Paola anche dice proprio questo, tu citi Cacciari che a un certo punto dice, ricapitolando, abbiamo gli strumenti urbanistici che disegnano la città futura. Quindi sono partiti da quello che dici tu, demolire il piano regolatore per poi aprire e fare. E per noi in Italia Nostra c'entra anche molto il fatto di non essere riusciti ad avere un'autonomia e di avere un governo per questa città. Io ricorderei, scusami se mi caccio subito, ricorderei anche perché tutt'altro che indifferente il ruolo della sovrintendenza. Io ringrazio Paola perché tu sei molto lucida e quindi riesci a dire delle cose ed è importante la lettura, però io vi invito tutti quanti, io non sono interessato a dibattiti ottimisti e pessimisti, penso sia un dibattito che riguarda delle sensazioni personali, ma non è questo che ci deve tenere qui assieme. Partiamo dai dati di fatto. I dati di fatto per me sono 3: l'evaporazione della politica, che è evidente, non c'è più. C'è un problema di morte della rappresentanza, e anche questo è un problema serio che dobbiamo porci, ragazzi, perché il problema è che non è inutile parliamo di responsabilità politiche, Stefano, se poi non c'è più alcun legame tra l'elettore e l'eletto. No? Il terzo è che al governo si è sostituito un modello di governance societaria. Quindi, allora, se questi sono i tre dati del problema, secondo me bisogna cominciare, non so, a tirare una zoomata in alto e provare a dire i vari fatti descritti con grande lucidità ci insegnano qualcosa, cioè riusciamo a estrapolare qualche punto di ipotesi di azione, e secondo me il punto di azione è innanzitutto riflettere sul fatto che comunque questa vitalità aggressiva del capitalismo comunque ha problemi serissimi di sostenibilità, cioè l'accelerazione dei processi. Quanto durerà l'overtourismo a Venezia? Quanto durerà? Poniamoci il problema, non dura anni, ragazzi, non dura tanti anni questa cosa, perché i processi si accelerano. Allora, dico solo questo è il piccolo contributo che volevo provare a dare, perché la mia lettura è il sistema capitalistico è un sistema molto vitale, è un organismo biologico, che ha anche forti contraddizioni al proprio interno, e si giocano partite all'interno, non è un monolite. E il problema è che non ha più a che fare con la politica, appunto, cioè noi abbiamo degli specchi
che chiamiamo pubblici, ma che non sono il problema, è il punto di interruzione. Prova ne è che prima dicevamo che era colpa del debito, che bisognava ridurre il debito, adesso il problema è colpa dell'eccesso di risorse pubbliche investite, su cui guardate, 425 milioni è andato a Matti, ragazzi, l'altro giorno. Allora, il problema non sta lì. È possibile lavorare nel leggere alcune contraddizioni all'interno del sistema, chiamiamolo capitalistico, come si diceva una volta? Io penso di sì. Per esempio, c'è una riflessione seria di un pezzo di investitori, che c'è tanta liquidità nel sistema, tantissima. Il problema oggi che hanno i capitalisti è dove mettere questo denaro, perché i rendimenti sono bassissimi. E questo, guardate, lo diceva Piketty qualche anno fa, e ce lo siamo dimenticati quando diceva il vero problema e nasce dal fatto che il capitale ha bisogno di un certo rendimento, per farlo mangia tutto, mangia la giustizia del lavoro, mangia l'ambiente, mangia tutto. Lì dentro c'è un pezzo, secondo me, di un pezzo di quel sistema che sta cominciando a interrogarsi sulla sostenibilità. E allora, io uso questa parola che uso da un po' di tempo, perché anche le cose su cui lavoro, tra l'altro, e il tema della finanza sociale è qualcosa che può essere presentato solo come bandierina? Sì, c'è un pezzo che lo sta facendo bandierine, mette l'etichetta sociale, sostenibilità, ambiente per fare esattamente le porcherie di prima. E c'è qualcun altro che prova a ragionare su queste cose qui. Io penso che lì dentro c'è uno spazio su cui provare a costruire anche delle alleanze nuove. Altrimenti sì, la logica, Filippo, della resistenza, sì, va bene, ma tutto sommato non ricostruiamo e non facciamo politica. Io penso che bisogna ricostruire pezzi di politica. Cristiano? Io credo che condivido le cose che sono state dette e anche, come dire, lo scoramento che viene fuori non solo dal libro, ma dalle parole di Paola. C'è un caso che questo libro è uscito in contemporanea con un altro libro. È un libro di uno scrittore, uno storico, che, come dire, alle spalle ha una produzione storica e di analisi, a mio giudizio, interessante. Mi riferisco a Mario Snelli. Il libro di Mario Snelli, fin dalla copertina, si pone come un antilibro di Salvatore Settis, Se Venezia vive. Un libro di 380 pagine per essa. È molto interessante, è bello da leggere. 380 pagine dedica una pagina e un terzo alle grandi navi al mare, dicendo che c'è questo problema, che lui non è un tecnico, che è bene che siano idraulici e quant'altro. Sono andato a vedere una ricca bibliografia di questo libro e tutte le cose che hanno parlato della laguna, dell'idraulica, delle navi, non una citazione, vuol dire che non sono serviti per i suoi ragionamenti e quindi sono assolutamente secondari. Ma tutto questo ambito, che ha una consistenza grande ormai, dimostra che Venezia ha una seconda pericolo di morire. Non è soltanto che non ha più abitanti, ma fisicamente può sparire. È interessante una pianta che ho visto che fra 30 anni, se le cose sono così e non ci sono soluzioni alternative, a Padova sarà il mare Adriatico. A Padova. Allora, queste sono, come dire, questo filo rosso che tu hai ricostruito è utilissimo. È anche importante quello che dice Pizzo. Cerchiamo di vedere dove muoverci, perché contemporaneamente noi sappiamo che, sia pur disaggregati, sia pure uno diverso dall'altro, ci sono movimenti parziali che si muovono in città. Allora io credo che dobbiamo fare anche un'altra grande battaglia per queste persone come Mario Snelli, che, attenti bene, ha avuto un grande maestro. Il suo grande maestro è quello che ha scritto Una legge contro Venezia, che ha scritto poi un meraviglioso libro sulla laguna, ma dove la laguna da agro romano diventa laguna e un domani può ancora cambiare, perché sono le cose della modernità. Perché Snelli pensa che, e fa tutti gli esempi, la ferrovia, le pompe,
e quant'altro, fa tutti gli esempi per dire che questa modernità in qualche maniera è stata metabolizzata e sarà sempre così. Ma quello che viene detto adesso, che vediamo dentro noi, è che la transizione cosiddetta ecologica, con questo mare di quattrini, accelererà questo processo, perché faranno esattamente le cose con più soldi che hanno fatto fino adesso. Allora, questo, come dire, Salzano diceva linguaggio unico, noi dobbiamo combatterlo. Culturalmente è un elemento, non so se questo è sufficiente, ma questo pezzo di persone, Chiacciari non è un deficiente, non è un ladro, è un uomo intelligente, ma il suo economicismo lo porta a questa posizione. E noi rispetto a questo dobbiamo fare una battaglia. Sono pezzi di battaglia che ci danno, come dire, un campo avanti per muoversi. E questo sì, volevo solo rispondere a Cristiano. Il maestro di Sneghi è stato anche il mio Lo so. abbiamo sempre Si chiamava? si chiamava Dorigo. Dorigo che è stato assessore. Io mi sono laureata con lui, eppure avevamo idee molto diverse e ci confrontavamo sempre. Ma Dorigo, quando ha visto la prospettiva di Venezia, lui pensava che per contrastare questo futuro devoluto solamente al turismo, perché già 40 anni fa lui pensava questa cosa, non ci fosse che il porto e l'industria, ma non il porto come lo intendiamo noi, l'industria e la crescita di massa. Dove mettere le cose che si chiamano. Certo. Questa era la sua visione, ma già allora si pensava che la deriva di Venezia sarebbe stata il turismo ed è andata così. Paolo. Io invece non sono d'accordo con queste visioni così pessimistiche, anzi, la mia verità, a me sembra da qualche anno che ci siano dei segni di cambiamenti positivi. Io ho combattuto contro il Consiglio Comunale da circa 30 anni. Negli anni 90 ero il presidente di Pax in Acqua. Abbiamo fatto 1000 riunioni con i sindaci, con i consiglieri, un pochino insomma, il meccanismo. Io non ho mai visto però nel Consiglio Comunale di Venezia che ci fossero dei consiglieri molto vicini alle mie idee. Oggi, se guardo il Consiglio Comunale di Venezia, vedo che per la prima volta ci sono delle persone che sono apertamente contrarie all'eccesso di turismo. Non a parole, ma ne abbiamo è importante il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale finalmente è dove si prendono le decisioni, non sono le riunioni che fanno le associazioni. Sono persone che votano e che hanno un potere di voto. C'è il gruppo del 25 aprile, c'è tutta la città insieme con Giovanni Andrea Martini. Io ho collaborato con lui e la sua posizione rispetto al turismo è molto vicina alla mia, che è quella che trovo rispecchiata naturalmente anche nel libro di Paolo Somma. Ci sono altri membri nel Consiglio Comunale, penso per esempio nel gruppo 5 Stelle, Sara Wisman è anche lei molto vicina, lo stesso Bettini. Però lasciatemi dire un'altra cosa. Io ho una pagina Facebook e guardo le pagine Facebook degli altri. Facebook è piena di proteste di gente che è residente a Venezia e che non tollera più questo eccesso di turismo, che non tollera le locazioni turistiche, che chiede che vengano messi dei limiti all'uso delle residenze per turismo anziché per abitazioni. C'è un fermento che si vede, sono migliaia di persone, però non sono decine di persone, e non sono soltanto
quelle 5, 6, 10 associazioni che ci sono sempre state, che meritoriamente hanno lottato, ma senza mai avere la possibilità di uno sbocco. Io credo che oggi, per la prima volta, abbiamo la possibilità di uno sbocco in Consiglio Comunale e addirittura, se queste voci, se questi movimenti riescono a mettersi insieme, addirittura di vincere questa battaglia e di portare Venezia come esempio, non più come adesso è, di quello che non si dovrebbe fare, come andranno a finire il sindaco di Barcellona dice non vogliamo finire come Venezia, il sindaco di Parigi dice le stesse cose. No, forse c'è una possibilità che addirittura queste persone, votate dalla gente comune, arrivino a fare il Venezia modello invece di come si può resistere e rovesciare la situazione. Vorrei che Marco Marinelli, che casualmente è seduto qua vicino a me, dicesse qualcosa, perché lui è un consigliere comunale, tra l'altro, vedete che mi pare che sia l'unico. No, lei citate tutti, in una riunione di Italia Nostra ci sono stati dei personaggi che lavorano così in comune. Una battuta. Paolo, si capisce già dal fatto che non si era neanche accorto che erano presenti i consigli comunali che aveva citato. Non me ne ero accorto. Ha citato Martini, Sara Fisman, che sono alle sue spalle, non avevano neanche visti. Quindi è vero questo consiglio comunale. Se facciamo la somma dei voti raccolti dalle liste, che proprio perché si sono presentate, diciamo, in modo tale da evitare un appiattimento sul PD, no? Se c'è qualcuno che ha creduto alla candidatura di Baretta adesso se va altri di noi hanno pensato che fosse utile garantire un pluralismo in questo consiglio comunale, sacrificando anche quelli che potevano essere prospettive, no? Che si sono dato il PD in cambio di danno certe cose per far mancare regione, Camera, Senato. I consigli comunali che tu hai citato, è chiaro che hanno Venezia come punto d'arrivo, non come trampolino di lancio per andare a fare altro, Coraggio Italia per il sindaco, Napoli per Baretta. Le persone che tu hai citato credono veramente nella città, tutte e tre, e ce ne sono altre, ci saranno anche qui. Il peso specifico di queste componenti, il consiglio comunale è sicuramente grande, però rintracciando anche l'esperienza di Boato, se non sono riusciti loro, quando c'erano giunte di centro-sinistra, a farsi capire da gente che in teoria parlava lo stesso linguaggio, che era un linguaggio progressista. E le scelte peggiori per la città sono maturate proprio durante quegli anni. Immaginate noi oggi, Martini, sottoscritto e altri, che abbiamo di fronte non una giunta di centro-sinistra che in teoria parla la stessa lingua, ma un soggetto come Brugnaro, che è unico e ripetibile, non va neanche usare aggettivi per definirlo, ma che ha chiaramente detto che lui andava a fare scale, che è l'unico parametro, l'unico valore che lui trasmette alla città della nuova generazione sono gli scale, è tutta in salita. Quindi noi possiamo provare a limitare i danni, ma non credo che possiamo farlo limitando osservazioni e contrasti in consiglio comunale. La forza del movimento di opinione a Venezia è sempre stata quella di agire anche fuori dal consiglio comunale. Ed è lì che ne abbiamo dato forse le prove migliori, insieme con Lidia, con l'Italia Nostra, con l'associazionismo veneziano, che storicamente è straordinario, perché per cambiare il corso di eventi a volte non basta il consiglio comunale, dove siamo minoranza e minoranza resteremo fino alle prossime elezioni, ma servono anche essere di contrasto che si appoggiano sui massimi tempi. Sulla magistratura, che da qualche anno sembra essere entrata in dettaglio, a me dispiace dirlo, perché non sono solo i professori universitari che a volte si fanno invitare alle feste o alle partite della Real, purtroppo abbiamo anche i magistrati con posizioni chiave a Venezia e che sono ospiti regolari di certi eventi, e quindi rilascio al suo contatto. Quindi la prospettiva delle termine è dura, e sarei anche d'accordo con Paolo sul fatto che a Venezia siamo maggioranza, perché lo siamo. Il problema è che è il numero unico, quella che è maggioranza destra non ha votato Sognare, perché non ha votato. Quando ci spostiamo a quello comunale, bisogna essere consapevoli del fatto che a Mestre invece non ha votato, ha fatto delle cose buone, anzi ha fatto delle cose buone, purtroppo hanno specificato che si vede maggioranza
della società d'acqua, hanno dato a livello comunale, ma vogliono anche riguardare il discorso del referendum 2019, quello ha cimentato del 2016. Quella era la battaglia. È andata come è andata, ho parlato del microfono, comunque mascherina. Scusate, io so che c'è e poi anche Jane che voleva parlare. Prego. Allora, voglio ringraziare la professoressa Somma perché ha citato una cosa importante, la genesi di tutti i problemi. Sono state le regole di bilancio degli enti pubblici e delle società che hanno obbligato a fare delle vendite. E come ha detto il professor Montani prima, sono stati a pietire ai privati di fare alcune cose. Ma noi oggi in questa città non è solo il comune, c'è stata la regione, le ferrovie, l'agenzia delle entrate e adesso il tribunale. Nessuno ha fatto nessuna battaglia sul tribunale. Che cosa faranno qua davanti dopo che il tribunale ha costruito una cosa inutile a Piazza Verona? L'abbiamo fatto la battaglia. Allora credo che una cosa importante è di mettere insieme tutte le liste delle società pubbliche che hanno abbandonato Venezia, perché le poste non erano ancora quotate in borsa quando hanno venduto il palazzo. Tutto quello che è stato fatto in questa città è stato l'abbandono da parte delle società pubbliche dei palazzi, perché i palazzi sono costosi da mantenere, non economici per la gestione e non vanno bene per tenere le persone, ed è stato tutto più facile portare fuori. Questo è quello che succede. Oggi bisognerebbe riobbligare a ritornare a gestire i palazzi da parte delle società, degli enti pubblici, eccetera, perché non si può pensare di avere 150 musei, bisogna pensare che ritornino delle attività che l'università, il piano degli immobili dell'università, perché l'università ha dovuto investire un po' di soldi a Mestre? Domandiamoci questa cosa qua, perché il piano dell'università che ci sarà adesso avrà la dismissione di una quantità di palazzi incredibile per fare che cosa? Allora questo è il tema. E poi ti rispondo, ho letto il libro di Snenghi, ha avuto una sola intuizione in quel libro che dice che a Milano hanno fatto le 5 giornate in 5 giornate del 48 e Venezia dal 48 al 49 ci ha messo 17 mesi. Allora dico un po' di cose un po' scollegate, non ho avuto il tempo per metterli insieme. Però prima vorrei dire a Paolo di non lasciarti illudere dalle cose che vedi in Facebook, perché è una bolla, la gente scrive la roba lì, si sente sollevato e poi non fanno niente. Quello che conta adesso sono le azioni dirette per cambiare un po' l'andamento. Tutte le cose in Facebook non fanno niente. Se posso fare un altro riferimento doloso al referendum, anche lì vedevamo tante belle cose, ma alla fine non si sono neanche disturbati di andare a votare nel seggio più vicino del giorno. Prima cosa. Seconda cosa, mi allaccio a quello che diceva Gianpietro, che guardando, non so quanti di voi state seguendo quello che sta succedendo a COP26 in questi giorni, ma lì vediamo come il popolo è molto più avanti a quello che stanno decidendo i governi, e questo ha una potenza. Però così come lì stanno richiedendo un cambiamento di sistema, anche noi sulla scala di Venezia possiamo vedere un cambio di sistema, e il sistema di cui parlano nel COP riguarda come le aziende sono più responsabili socialmente, e lo fanno anche riflettere nei bilanci. Sono perfino Unilever non dà più i numeri ogni quota, ogni 3 mesi, hanno smesso per promuovere una visione più lungimirante, non perché li frega tanto come stiamo noi, ma perché alla fine, misurando le cose, dandosi più tempo, guadagnano meglio per gli azionisti. Per Venezia, su questa scala, io
nell'associazione che gestisco da un po' più di 5 anni, i nostri alleati avremmo già smesso se non avessimo trovato degli alleati dal settore privato, e sono qui a segnalare che bisogna essere più aperti e pensare che anche gli investitori privati di una volta non sono necessariamente sempre così, o per ognuno così ci possono essere altri investitori che capiscono le stesse cose nostre. Spero. È l'unica speranza, perché da soli siamo troppo pochi. Allora si tratta di avere la mente aperta e cercare di informare il meglio possibile chi sta per fare delle cose qua. Confesso che con la Cassa Deposito Prestiti, che ha fatto un'altra alienazione recentemente, che non è andato a quelli che avevano contattato Riesci e Venice, purtroppo loro avevano già un piano di sviluppo di quest'immobile che integrava delle cose che avevamo suggerito noi. Hanno perso per poco, ma magari i prossimi no. Grazie. Riprendo quello che è stato un po' detto. Ti ringrazio la professoressa Somma per questo libro che confesso non ho ancora letto, però da quello che sento, dagli articoli che avevo letto solo, sono illuminanti su quello che c'è e che sta succedendo e che è successo in città. Devo dire che ho apprezzato moltissimo tutti i vostri interventi, in modo particolare quello del professor Fontani, perché è l'intervento che dice quello che dovremmo fare, cioè dovremmo dire la verità e non aver paura. Ecco, io credo che in questo Consiglio Comunale ci siano persone che non hanno paura di dire la verità, e credo che sia fondamentale di fronte a chi ha sempre mentito, perché il grande comunicatore è il grande gestore di questa città in questi anni. Certo, le amministratori precedenti comunicavano ugualmente, magari in maniera diversa, però sostanzialmente alla fine il risultato era lo stesso. Qui abbiamo di fronte un grande manipolatore della realtà che sa vendere benissimo le proprie azioni in tutti i sensi e che quindi va attaccato in maniera corretta, come stiamo facendo, e non avendo paura. E non avendo paura anche domani, perché oggi siamo incasellati in queste caselline enormi, per cui ci muoviamo anche stretti, perché all'interno di queste finestre web insomma è proprio difficile cercare di conquistare spazio e anche consenso all'interno dello stesso Consiglio, no? Ma pensiamo quando torneremo, se torneremo a fare dei consigli comunali normali. Ecco, io credo che sarà la partecipazione dei cittadini e credo che su quello dobbiamo puntare, perché un consiglio comunale regolato da chi preme un pulsante e non ti permette di parlare, o dai 4 minuti che hai di tempo per esprimere concetti che non 4 minuti non possono contenere, io credo che domani può essere anche giornalistico. Quindi ecco, io mi permetto anche insieme a Paolo di non essere così proprio pessimista, cioè la rassegnazione è quella che però ci sono, diciamo, c'è anche la canzone e quindi c'è anche la volontà di divertirsi un po', e credo che questo Consiglio Comunale sia anche un po' divertente, perché io credo che chi lo guarda, io penso che per carità dura una vita, perché ogni Consiglio Comunale è 8 ore, però insomma qualche spunto divertente c'è. Quindi insomma guardiamo un po' avanti. No, possiamo guardare anche Trozza senza andare a possiamo vedere l'inizio dei grandi sì, allora mettiamo Camilla che è stata bella. Innanzitutto vi ringrazio e ci invito soprattutto a continuare a raccogliere per la stampa quelle cose che sfuggono a noi comuni cittadini, ma sfugge anche a chi studioso come si accorgono del concatenarsi di queste cose. Quindi un momento cerca di fare una scuola su questo. Poi, e quindi ti invito a scrivere il secondo capitolo, un altro libro, e a continuare a tenere gli occhi aperti e
cerchiamo cerchiamo appunto di migliorare questa rete che c'è e cerchiamo di farla funzionare meglio. Anch'io sono felice del fatto, quando alla tornata precedente delle elezioni ho visto con grande entusiasmo che ci fossero finalmente 3 consiglieri che non singole persone, ma protagonisti della vita attiva associativa della città, e che quindi hanno la capacità di poter far uscire quello che viene fuori dal consiglio, quindi hanno un pubblico, tra virgolette, attento. Però bisogna lavorare a unire e a superare le differenze, perché questo è quello che ci auspichiamo tutti. Sulla osservazione utile che hai fatto sul pregio di questo sindaco che è capace di fare soldi, io dico, preoccupiamoci di capire con quale modalità fa questi soldi, perché il turismo comunque, cioè non voglio dire, è la persona corretta, non sto dicendo che faccia con male al fare, non lo so, vabbè. Però voglio dire, investe su cosa? In Venezia c'è il turismo, però li vediamo tutti i fiumi di persone che entrano e escono da questa città, sono tutti tutelati. Cioè, voglio dire, le battaglie che facciamo, che si fanno, non sono più per i nostri figli, perché quasi tutti non fanno più parte di questa schiera di lavoratori sottopagati. Però anche quando si parlava della Biennale, i lavoratori della Biennale sono garantiti? Mi pare di no. Io sono anni che non riesco ad andare più alla Biennale quando mi sono resa conto dello sfruttamento delle persone che lavorano in biglietteria e quant'altro. Quindi non sono più riuscita ad entrare, grazie a Paolo, intanto leggo le cose interessanti che ci sono, però vogliamo far emergere che fare soldi sulle spalle di qualcun altro non è così etico, e soprattutto che non è quello che vogliamo. Quindi basta. Sì, no, io volevo dire che forse ci sfugge l'importanza enorme dei social, come vi ha accennato il signore. Io ricordo ancora parecchi anni fa, da Serracchiani, che vinse Friuli su Berlusconi addirittura, ma non ci si rendeva conto come sta ragazzina, semplicemente perché aveva saputo usare i social. Attualmente ci chiediamo come fanno a schemarsi al negativo di persone a radunarsi a Trieste piuttosto che a Milano o altro, quindi sfugge questa importanza e che le cose possono veramente cambiare, perché ci cambiano sotto gli occhi. Il problema invece, come accennava la professoressa, è che metà degli veneziani dicono che ben dove c'è più nessuno per strada, e l'altra metà, mamma mia che ben arrivano i turisti. Il problema non è il mezzo, che sarebbe utilissimo, è la divisione enorme che c'è, non parlo neanche tra Venezia e Mestre, ma anche all'interno di Venezia. Allora, vabbè, un po' di ottimismo, considerando che abbiamo dei consiglieri che non rispondono più delle ottiche di partito, che fanno una guerra, ci rendiamo conto delle difficoltà che stanno affrontando. Sarei più ottimista, direi che con un mezzo e poi radunato tutte le minoranze che ci sono nelle varie istituzioni, qualche cosa si potrà fare, ma anche usare questo mezzo nuovo, che sconvolge in un certo senso le cose. Anche che ci fosse qualcun altro che voleva parlare? Sì, qui. Ah sì, ecco. Vedevo. Ecco, guarda chi c'è, il nostro avvocato, dietro la mascherina non si vedeva. Avvocato Toffarone. Se va male potrò fare sempre qualche rapina. Esatto. Rimanendo in incognito. Scusate, parlo l'avvocato Zaffarone perché parla di giustizia, di cui ho sentito accennare qualche momento fa. Siamo molto sulle linee arretrate, perché con la giustizia non si fanno rivoluzioni né si salva Venezia. Se dovessi, per esempio, raccontarvi i miei 4 giorni, venerdì avevo un processo, ma il giudice era trasferito al tribunale di Minorenni. Lunedì avevo 2 processi, uno dei giudici è andato in pensione e l'altro giudice era in maternità. Tanto per dare una conoscenza di come funziona il tribunale, cioè non c'è il tempo, non ci sono le persone e non ci sono prospettive di modifica. Se poi vi ricordate che nell'ansia di
come posso dire, riformare la giustizia perché l'Europa ci dice che siamo quelli che i processi li facciamo in 10 anni. Qual è stato il rimedio della dottoressa Cartabia, attuale ministro della giustizia? Un processo in appello deve finire in 2 anni. Peccato che a Venezia, tra l'altro, una delle corti d'appello d'Italia, perché i giudici e i cancellieri non ci vogliono venire perché è troppo cara, finire un appello in 2 anni non esiste assolutamente. Quando vado in via d'appello su 20 processi, 16-18 sono in prescrizione. Allora uno potrebbe dire la battaglia è perduta, ma insomma qualche cosa si può fare. Io per esempio ho la specialità di fare i processi dove i clienti non pagano. Per esempio Italia Nostra, per esempio, ma manco mi sogno di farmi pagare. WWF non paga, i sindacati non pagano. Ma questo, con questa cosa voglio dire, perché li faccio questi processi? Ovviamente ne faccio altri perché come dicevano devo mettere su a far sola, ma perché li faccio? Perché sarà un atteggiamento, come posso dire, individualistico, ecco, cioè mi sento di fare qualcosa anche se serve a poco o niente. Poi qualcosa magari ci riesco. Per esempio ho fatto quel processo contro il signor Brugnaro. Questo signore in consiglio comunale e anche in consiglio metropolitano, lo stesso giorno, la mattina e il pomeriggio, aveva usato le sue gentili parole per manifestare il suo dissenso a un consigliere comunale. Forse l'avete letto, Ferrazzi. Sì, ma non era che diceva guardi che ritengo che lei non abbia tutte le ragioni perché... Cioè, gli diceva le parole che uno direbbe al bar con un po' avvinazzato e non è d'accordo con qualcun altro. Tanto che il giudice che lo ha rinviato a giudizio ha scritto: stupisce che una persona che abbia una tale carica deve ricorrere a simili linguaggio contro anche quando non è d'accordo con un avversario politico. Quindi Marco, ho fatto i miei complimenti all'attuale in pensione, anche lei presidente dei giudici preliminari. Quindi il nuovo Parlamento ha ripristinato il vecchio reato di oltraggio, perché il signore era imputato di oltraggio contro il consigliere, ma poi per un passo troppo grande non è possibile. Ha detto però se tu risarcisci il danno il reato si estingue. Questa volta però gli è costato 90.000 euro, ecco, ma non è servito a niente perché non mi risulta che il linguaggio sia cambiato, però ho fatto la felicità quella volta di tutti i dipendenti comunali. Voglio dire, scusate se vi manifesto tutto il mio pessimismo, sono perfettamente d'accordo con chi lo manifesta purtroppo e anche sulla giustizia quel poco che si può fare serve poco o niente. Quello che diceva un magistrato anche troppo noto che è stato ossessionato dalla mafia, diceva: seguire il denaro e lì trovi i colpevoli. Seguire il denaro lo sappiamo, sono la storia che è stata appena fatta, ma insomma credo che ciascuno di noi, qui ci sono i consiglieri comunali, sanno benissimo che la loro battaglia è a volte solo una soddisfazione personale, a volte spunta qualcosa. Io mi sento di continuare a darmi da fare per spuntare qualcosa e spero che per tutti sia così.
solo per il suo intervento. Io direi che possiamo chiudere con una breve ancora giro di opinioni e poi chiudo. Io naturalmente la mia è anche un po' una provocazione, sono contento che molti abbiano reagito perché in realtà no, bisogna, è chiaro che poi dopo siamo qui al fronte, d'altronde le nostre, il nostro combattente, quindi per carità. Volevo solo dire una cosa, mi piace molto che questo libro si presenti, immaginare questo libro di Paolo come una sorta di continuazione di un monologo di cielo che è uscito qualche tempo fa da parte di Clara Zanardi, lo Sky, dove dice il nostro di Clara Zanardi sulla bonifica umana, perché di fatto è una sorta di diciamo, approfondimento, attualizzazione di questo processo della depurazione degli abitanti di Venezia da parte dei suoi abitanti, da parte e questo diciamo è un fatto che secondo me rende il caso di Venezia particolarmente interessante, perché è vero che queste dinamiche sono universali, soprattutto nel secondo dopoguerra, sono invalse a livello internazionale. Tuttavia è vero che a Venezia sono cominciate molto prima, per una serie di ragioni complicate, varie, eccetera, eccetera, che la Zanardi illustra molto bene. È una direzione che è stata presa assai precocemente, incidendo sulla carne viva del Lido, delle isole, di tutto. Ecco, io direi che da questo punto di vista tenerci stretto questo caso di studio è molto interessante. Speriamo magari che non sia semplicemente il caso di studio dell'autopsia, ma che magari sia anche un tentativo di rianimazione che porta da qualche parte. Ecco, tutto qui. Ecco, e speriamo che, come ci siamo già dette, ci sia un incontro anche con Clara prossimamente per discutere ahimè di altre cose molto deprimenti. Enrico, no, io semplicemente dicevo che pensavo, e non so cosa ne pensa di questo la professoressa, ma mi piacerebbe sentire cosa lei, insomma, che ho sempre pensato che proprio per la dimensione ristretta ormai demografica delle città, per tutto quello che abbiamo anche detto, cioè che Venezia sia una cosa troppo importante per lasciarla esclusivamente alla città, al governo della città, cioè che bisognerebbe in qualche modo investire anche la comunità internazionale di quello che sono le sorti di Venezia. Non parlo solamente delle sorti dal punto di vista ambientale, come in qualche misura sta facendo, o patrimoniale, ma proprio dal punto di vista della salvaguardia e del mantenimento di una comunità, di una base sociale che poi giustifica il fatto che si definisca città. Ecco, questo non credo che potrebbe essere una strada. In passato per altre cose è stata seguita, penso le stesse vicende legate all'UNESCO, che in qualche modo quella potrebbe essere anche una strada. In fondo Venezia interessa tanti. A troppi forse. Sì, troppi, però dovrebbe essere anche, no? Certo. È molto difficile schematizzare una risposta, perché è evidente che in giro per il mondo ci sono tante persone che magari nel loro ruolo fanno una battaglia simile alle nostre e capiscono i nostri problemi e in buona fede vorrebbero anche dare una mano. Io non ho dubbi che ci siano, però so anche che ci sono invece delle forze che vedono Venezia l'opportunità di investimento. I famosi comitati privati che una volta che hanno chiesto, non è forse sempre entrato in mezzo, però se noi andiamo a vedere chi sono i componenti, che tipo di interessi rappresentano e poi cosa fanno, vengono dei dubbi sulla cioè non toglie che delle campagne internazionali possano servire, perché probabilmente un articolo di prima pagina del New York Times è più utile del mio libro in città dal punto di vista della diffusione delle informazioni, anche degli allarmi. Però non mi aspetterei che la soluzione venisse da questi
illuminati stranieri. Anche perché invece io non ho avuto modo di rispondere a Giampiero, che ha fatto un'osservazione molto utile, dice c'è l'overtourism, che cosa succederà quando la città magari sembrerà poco appetibile agli stessi investitori turistici, perché è chiaro, il turista dà fastidio al turista, adesso la volta non è più fra di noi loro, ma il turista disco è un marito povero, perché noi capitiamo, e semplicemente si spostano. Per loro una location vale un'altra, è come una miniera che si chiude perché non la vedete più, lascio lì i detriti, rispettano voi e mi sposto da un'altra parte. Io leggo molti giornali finanziari che trovo sono le riviste urbanistiche più interessanti. Ho letto il rapporto di un fondo di investimento americano che sconsigliava di investire a Venezia per via del fatto che è a rischio e subito dopo il sindaco ha risposto indignato: come si permettono, non sanno che c'è il Mose. Secondo me lo sanno. Quindi c'è un'attenzione in un senso o nell'altro. Se nel momento in cui il board del fondo di investimento con le sue valutazioni capisce che non è più il caso di venire qui, dismette e si sposta in un'isola greca. Scusa Paolo, si interrompo, però leggi la rovescio, l'agenzia di rating ha detto effettivamente: guardate, quell'investimento lì non è sicuro, anzi è altissimo rischio. Poi il problema del fatto che comunque c'è all'interno di quell'investimento una serie di misure che potrebbero renderlo interessante, capisci? Cioè, leggilo anche a rovescio. Certo, però le regole le fanno loro. Non so, mi piacerebbe molto che fosse così, che giochiamo nella partita e la rovesciamo, però non scopriamo la politica, non scopriamo lo stesso. Sì, ma sono d'accordo, quello è il punto vero, il punto di partenza è quello. Scusate, vi dico solo una cosa, cioè io ho la sensazione che veramente siamo non resistenti, ma retrogradi, nel senso che stiamo troppo indietro dal punto di vista del pensiero. Cioè il capitalismo, nella sua capacità anche mefistofelica, è innovativo, è vitale. Noi stiamo ancora lì a parlare di produttori. I veri produttori sono quelli seduti al bar. Quali sono i veri produttori? Il consumatore è il nuovo produttore di questo capitalismo in questa fase. E parliamo di Facebook. Il Facebook in realtà è un meccanismo di produzione di opinione a mezzo di opinione con algoritmi. Quindi ragazzi, toglietevi di mezzo questa roba di Facebook, quel luogo della vitalità associazionista. Cioè, queste sono le cose. Però dall'altra parte non vediamo, secondo me, in questo io vi invito veramente a riflettere, un aspetto che invece all'interno c'è un dibattito molto grosso sulla sostenibilità del sistema. E su questo si spaccano. Ci sono gruppi anche di investitori, comitati di investitori che si stanno spostando sul tema della finanza sostenibile, della finanza responsabile, della finanza di impatto. E su queste robe, certo c'è tanta fuffa, ma non tutta è fuffa. Beh, però arriviamo al fatto che il Presidente della Biennale vuole fare la Biennale della sostenibilità. Certo, perché uno fa marketing su queste cose. Ma Paola, è chiaro che c'è la moda, c'è il modaiolo dietro, è evidente che c'è la moda, no? Però non tutto è moda. Cioè, una cosa, parlando di moda, parlando di sostenibilità, perché il problema nasce perché c'è il turismo, cioè se non ci fosse il turista, come negli anni 60 iniziano considerare gli sedizionari perché lo dice anche Peter lo dice anche Peter nel suo libro che ho letto. Se si facesse capire al turista che non è sostenibile, che non è moderno, che non è più viaggiare, che non è più sostenibile, intelligente e sì, cool, appunto, il termine inglese, prendere l'aereo per andare a bere lo spritz a Barcellona, a Venezia il fine settimana, ma come berselo nel bar sotto casa, fare tutta una campagna dove si fa sentire un po' colpevole il turista, uno dei fuggi, il turista che sfrutta le città, forse è una scienza, però forse si può lavorare anche sul turista, che è la causa di tutto quanto. Non so.
Vabbè, ho detto il mio. Allora, Anch'io non sono riuscita a ringraziare tutti i presenti, ma spero che sappiate che vi ringrazio. Abbiamo dato ringraziamento.